Contingentamento dei turisti, tornelli, ticket. Dopo l'approvazione della delibera quadro da parte della Giunta Brugnaro, fioccano le reazioni, politica e categorie si dividono. Favorevole a regolamentare gli accessi e a tutelare un patrimonio particolarmente fragile dagli enormi flussi di persone il ministro Franceschini, che però si dice contrario ai ticket d'ingresso. Di regolamentazione necessaria ha parlato anche il deputato forzista Renato Brunetta. Penso che ci debbano essere forme di controllo dei flussi che possono avvenire in tanti modi, soprattutto oggi con la rete, la tecnologia, i telefonini, gli smartphone e così via. Ci possono essere vari sistemi di controllo per consentire la miglior fruizione ai turisti dei luoghi della nostra cultura e della nostra storia, e rendendo questa fruizione compatibile con la vita di tutti i giorni. A dividere soprattutto l'ipotesi di un ticket da far pagare a chi giunge a Venezia. Federalberghi Veneto distingue tra turisti che già pernottando pagano la tassa di soggiorno e i visitatori mordi e fuggi. Residenti e turisti, questi con l'imposta di soggiorno, contribuiscono anche al sostegno della città. Bisogna necessariamente trovare una formula perché anche il visitatore goda della città, ma la sostenga e soprattutto con numeri possibili, le dimensioni della città, le dimensioni delle calli, che non sono certo i boulevard francesi di Parigi, richiedono di intervenire su questo.